Come ho detto in premessa, il governo Meloni, anzi diciamo la verità, il Parlamento in primis, perché è una legge che è trasversale, quindi non ha un colore politico, ma questo governo insomma la sta portando a compimento, è quella che permette ad una persona che ha avuto un tumore dopo 10 anni di poter essere e tornare una persona libera. Perché? Perché spesso, per quanto riguarda banche e assicurazioni, giusto per dirla in maniera più breve, le indagini poi rischiano di veicolare, anzi di vincolare il futuro della persona. L'oblio oncologico permette che dopo 10 anni, se non c'è stata una recidiva o comunque non c'è stata il ritorno della malattia, di poter essere e tornare una persona come prima. Ecco, e quindi penso che sia una questione di civiltà e che, come si diceva prima, il malato oncologico non sia ai margini della società, ma oggi anche con le cure che possono esserci, nella maggior parte dei casi, molte sono le persone che guariscono, avere l'opportunità di ritornare all'interno della comunità e non sentirsi emarginato. Dobbiamo cercare di identificare innanzitutto le famiglie in cui può esserci questa alterazione, sottoporre al test genetico i soggetti che hanno un rischio più elevato all'interno della famiglia, con un test che è abbastanza complesso, però le tecnologie ci consentono di analizzare molti pazienti nella stessa seduta. Una volta che siamo riusciti a identificare questa alterazione, possiamo poi andare alla ricerca di questa specifica alterazione all'interno della famiglia, inserire nei protocolli dell'alto rischio le donne che poi risultano positive per questa variante patogenetica. Al contrario, le donne che saranno negative per la mutazione della famiglia possono essere esentate da questo tipo di sorveglianza dell'alto rischio. L'altro aspetto particolarmente importante che si è aggiunto a questo della prevenzione è l'aspetto terapeutico, nel senso che le pazienti che hanno già sviluppato la malattia, tumore della mammella o tumore dell'ovaio e che hanno la mutazione possono beneficiare di terapie a bersaglio molecolare, quindi terapie molto specifiche che hanno pochi effetti collaterali e questo è un risultato estremamente importante. A fronte di un aumento esponenziale di richiesta di test genetici, le risorse dei laboratori purtroppo sono sempre le stesse, anzi sempre di meno, per cui abbiamo bisogno di risorse soprattutto umane, perché la tecnologia ce l'abbiamo, ma servono biologi specializzati per fare questo tipo di lavoro. Oltre alle armi scientifiche rappresentate dalla medicina, ci sono delle armi collaterali che hanno a che fare con la tecnologia. La tecnologia in particolare alla quale mi riferisco è quella dell'analisi dei dati relativi alla possibilità di ammalarsi e ai pazienti che si sono ammalati. Sono due settori distinti. Il primo più importante del secondo in quanto risponde a una logica di prevenzione. Prevenire una malattia è più importante che curarla, anche perché l'impiego di risorse nella prevenzione è sicuramente più limitato rispetto a quelli della terapia. Come si fa a capire se un cancro può esordire o no? Ci sono molti sistemi. Le ultime tecnologie di analisi dei dati, analisi avanzate, compresa l'intelligenza artificiale, ci dà la possibilità di interpretare dei dati che la mente umana da sola non sarebbe in grado di interpretare. E quindi questi strumenti ci aiutano a classificare per livelli di rischio le donne, in questo caso visto che oggi l'argomento è quello del tumore alla mammella, le donne che potrebbero sviluppare una malattia e attraverso meccanismi adeguati di convocazione per approfondimenti di tipo diagnostico evitare che la malattia insorga. Questo ce lo permette la tecnologia attraverso una scienza che sta emergendo in modo importante, che è quella dei data analytics, cioè dell'analisi approfondita dei dati e dell'intelligenza artificiale.